Allora, eccoci ritornati in diretta, come sempre, nello studio di TV7 Match per l'ultima parte della nostra trasmissione dedicata in queste settimane alle manovre politiche, alla manovra economica, al confronto con l'Europa, all'ascesa dello spread. Ma anche oggi siamo andati oltre i 350 punti. Sì, ma dopo vedremo come mai chi spende tanto lo spread cala e chi spende poco invece lo spread cresce. Non riesco a capire. Facciamo vedere dopo Allora, i tabulati che siano significativi di questo movimento che non si capisce se è speculazione, dove comincia la speculazione e dove finisce invece. Certo, allora presentiamo gli ospiti, con i quali discuteremo di questo. Allora, abbiamo Alessandro Bisato, buonasera. Buonasera Bisato, segretario regionale del Partito Democratico in Veneto, buonasera, grazie di essere qua. Al suo fianco l'onorevole Silvia Covolo della Lega, buonasera. Grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qua. Al suo fianco Fabio Maggio, buonasera Maggio, esponente di Forza Italia. Buonasera anche a lei. E per il Movimento 5 Stelle abbiamo Giacomo Cusumano, buonasera e grazie anche a lei. Allora, oggi è stata una giornata piuttosto movimentata, prima di andare a parlare dello spread, di quelli che sono i deficit dei vari governi e quant'altro. Oggi è stata una giornata piuttosto movimentata con, come dire, un confronto in rete tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tema del contendere il decreto fiscale e anzi in particolare la pace fiscale. Silvia Covolo, allora. Già ieri è stata una giornata abbastanza nervosa. Io ero in Commissione Finanze ed era presente il sottosegretario Massimo Bitonci, che ha risposto ad alcuni question time, ad alcune interrogazioni che sono state proposte dalle opposizioni. Ha parlato di pace fiscale e ha parlato di quello che intendiamo fare per il salvataggio, per il risarcimento dei risparmiatori che sono stati truffati dalle banche. E ha parlato anche di fatturazione elettronica nel rispondere ad un'interrogazione di Raffaele Baratto di Forza Italia. E sappiamo che domani è convocato un Consiglio dei Ministri, certo, dove ci sarà un chiarimento. C'è comunque la volontà di addivenire ad una pace tra i due contendenti, c'è comunque la volontà di ricomporre questa, che non direi neppure che si chiami crisi, ma questo misunderstanding, questo fraintendimento forse tra i nostri due leader Di Maio e Salvini. C'è la volontà di andare avanti sulla base del programma di governo che prevedeva la pace fiscale, che, ripeto, non è un condono. Viene data la possibilità di fare una dichiarazione dei redditi integrativa e di pagare su questa un'imposta sostitutiva del 20%, per cui viene data la possibilità a chi non l'abbia ancora fatto di dichiarare quali sono i suoi effettivi introiti e di sanare la sua posizione con il fisco. Questo ci permetterà di introitare ulteriori risorse da destinare alla crescita e da destinare allo sviluppo. Poi vorrei dire una cosa fondamentale di questa manovra che forse non è stata colta. Vogliamo dare ai comuni la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per rilanciare gli investimenti in un'ottica keynesiana, perché la crescita passa anche attraverso le infrastrutture. Infrastrutture non vuol dire soltanto tagli dei nastri o inaugurazione di nuove opere, ma vuol dire anche manutenzione dell'esistente, perché negli ultimi anni i comuni sono stati messi in croce. Chi è sindaco attualmente penso che lo sappia meglio di me, che ho finito il mio mandato 4 anni fa e sono stata impossibilitata anche a sistemare marciapiedi e anche a fare quelle piccole opere che per i cittadini avrebbero potuto essere che poi sono cose che sono importanti, certo. Allora, prima di andare avanti io vorrei proporvi un pezzetto di quello che ha detto quest'oggi Matteo Salvini in Facebook, appunto per, diciamo così, puntualizzare la sua posizione nei confronti del Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo. E se l'Europa ci manda le letterine di richiamo vuol dire che siamo nel giusto, perché la stessa Europa negli ultimi anni taceva. Quello che faceva Monti andava bene, e Letta, e Renzi, e Gentiloni. Le manovre economiche che dissanguavano, impoverivano il paese, a Bruxelles e a Parigi andavano bene. La prima manovra economica dopo anni che restituisce soldi, dignità, orgoglio e diritti agli italiani
non va più bene. Quindi bisogna serrare le fila, compatti, Lega e 5 Stelle, compatti con 60 milioni di italiani, rispettosi del contratto di governo, senza però fare scherzetti. Ho aspettato un giorno senza dir nulla, ho aspettato 2 giorni senza dir nulla, porto pazienza, credo in questo governo, credo in questa alleanza, credo nel cambiamento, credo nella libertà, nell'onestà, nel futuro, nella pulizia, nella voglia dei nostri giovani di stare qua a lavorare e combattere, però per scemo non passo. Ripeto, se qualcuno dei 5 Stelle ha cambiato idea, liberi di farlo, riscriviamo tutto il decreto fiscale, lo cambiamo da cima a fondo, a me dei condonini o dei condononi non me ne frega niente. Però la verità storica che, apro e chiudo la parentesi, c'è agli atti perché quel testo, quelle 4 paginette, ci sono in Presidenza del Consiglio, ci sono a Palazzo Chigi, con le annotazioni del Presidente del Consiglio, verbalizzate dal Vicepresidente Di Maio. Ecco, questo è quello, insomma, poi il suo intervento in Facebook durava parecchi minuti, ma questo sostanzialmente è un brano. Dopo sentiremo anche come ha risposto Di Maio. Cusumano, allora, Di Maio ha affidato allo studio di Porta a Porta, come dire, il compito di divulgare, come dire, questo punto interrogativo, cioè nel senso, lui ha rilevato che ci sono delle cose che... Sì, allora c'è una proposta del Consiglio dei Ministri che poi deve essere varata dai vari uffici, appunto, delle strutture del Parlamento, e per poi finire alla fine sostanzialmente nelle mani di Mattarella, che va ad approvarla. In queste fasi ci sono vari rimbalzi e vengono fatte varie modifiche all'interno. Quello che ha sottolineato Di Maio sostanzialmente era il fatto che le persone che avessero debiti con la pubblica amministrazione non avessero anche incontrato delle cause penali nei loro confronti, e quindi andare verso quella che è la mancata punibilità di alcuni soggetti che invece hanno commesso degli illeciti. Diverso è invece l'imprenditore che è in difficoltà di pagamento e che quindi ha la necessità, magari anche la volontà di pagare. Infatti questo decreto va a definire che i pagamenti devono essere fatti sicuramente con dei tagli rispetto a quello che era il pagamento che dovevano fare in precedenza, ma gli si dà la possibilità di pagare con rate a 6 mesi per 5 anni, quindi 10 rate, si viene più incontro a far sì che queste persone possano anche così scontare il loro debito con lo Stato. Quando invece si va a toccare quello che possono essere i crediti all'estero, alcune tematiche legate magari a giri di soldi non troppo chiari, in questo momento anche l'imprenditore o comunque la persona con problemi che ha creato questa situazione dovrebbe andarlo a dichiarare, e quindi sostanzialmente non lo dichiarerebbe più, perché sarebbe come una missione di colpa sostanzialmente. Ma quello che vuole fare il governo 5 Stelle insieme alla Lega, che fa parte di questo governo giallo-verde, insomma così nominato dalla stampa, sostanzialmente è quello di far pagare chi effettivamente vuole poi rientrare in maniera sana all'interno dello Stato, e non sicuramente di agevolare. La preoccupazione era questa, che ci potesse essere il fatto di agevolare persone che hanno commesso illeciti, ma vediamo comunque dal ministro Salvini e dal ministro Di Maio un'unità di intenti e di lavori sostanzialmente, in cui si sta procedendo verso una direzione che è quella di far pagare quelli che sono i debiti, limitando i costi e dando possibilità anche così di aiutare lo Stato, perché in questo momento quei soldi non sono presi nelle casse. C'era comunque quello che era l'appunto di Di Maio, che c'erano delle frasi, delle righe che secondo lui non dovevano esserci, quindi ci sarebbe stata, tra virgolette, una manina che ha aggiunto o non ha tolto evidentemente alcune frasi. Ma sostanzialmente voleva dire che questo è un condono e non è un'amnistia, ecco. Quindi chi ha compiuto dei reati non può rientrare in questa fattispecie, mi pare, no? Esattamente, sì, questo è sicuramente il punto, anche perché noi dal nostro intento di legalità, di riportare più legalità all'interno dello Stato, cozza un po' questa cosa. Adesso siamo in fase di costruzione, deve essere ancora definitivamente approvato, quindi insomma siamo in fase di lavoro. Ecco, sentiamo anche Di Maio, che anche lui oggi, sempre in rete, ha risposto, tra virgolette, a Salvini.
Voglio dirvi un paio di cose su quello che sta succedendo, perché è molto importante che restiate tutti aggiornati, poi domani ci vediamo a Italia 5 Stelle. La prima cosa è che secondo me questo governo può andare avanti per tanto tempo, anche perché tra me e Salvini, tra la Lega e il Movimento 5 Stelle ci sono molte cose in comune. Tra le tante cose in comune c'è anche l'abitudine a mettere i puntini sulle i, perché se oggi Salvini, in merito a questa vicenda del condono tombale penale per gli evasori, a cui dice di non essere affezionato, questa è una buona notizia, lo togliamo subito di mezzo, se su questa vicenda lui dice che non vuole passare per fesso, io non posso passare per bugiardo, perché lo devo a voi, lo devo a tutti i cittadini che ci seguono e che ci votano. Allora chiariamo una cosa: in Consiglio dei Ministri lunedì è stato letto il comma 9 dell'articolo 9 che parla di condono tombale penale per gli evasori? È stato detto che c'erano delle norme che favorivano l'evasione di fondi per operazioni finanziarie all'estero? La risposta è no, perché quando si dice che Conte leggeva e Di Maio scriveva, si dice una cosa non vera, perché nel Consiglio dei Ministri, come è sempre stato in questo Consiglio dei Ministri e come è capitato decine di migliaia di volte in passato, non si legge norma per norma un decreto, una legge, si enunciano i principi generali. Conte in quel Consiglio dei Ministri, il Presidente Giuseppe Conte, ha enunciato i principi generali dell'accordo, i termini generali dell'accordo sulla pace fiscale. Ecco, queste allora le parole. Allora iniziamo da Bisato qua adesso invece ad avere la voce dell'opposizione. Allora, che cosa si può capire dalle parole dei due vice premier, scusate? Guardate, io faccio mie impropriamente, perché non ne ho lo spessore, faccio mie le parole del Presidente della Repubblica, che dice che in politica bisogna avere il senso della responsabilità. E a maggior ragione è di queste ore, è di questi giorni. Il direttore Chasen prima faceva riferimento allo spread che va in alto e in basso. I mercati vivono delle sensazioni che un paese sa esportare, delle notizie che mette in campo, dei rapporti di forza che ci sono dentro il governo. Allora troveranno una composizione. Stiamo parlando di, tutto sommato, rispetto ai 20 miliardi, di poca cosa, ma è il segnale che si dà. Prima di tutto si evocano delle parole e poi la sostanza è un'altra, perché guardate che questo ormai i cittadini l'hanno capito. Si parla di pace fiscale, ma di fatto è un condono. Si condona. Non è che uno è in difficoltà, non è riuscito a pagare le tasse, ti abbono, come è avvenuto per molti governi, gli interessi e le sanzioni, e ti dico che puoi diluire magari in tantissime rate quanto devi pagare. No, qua si dice che si fa uno stralcio e col 20% tu sani il 100% che dovevi di quei 100.000, che tra l'altro sono per ogni imposizione, cioè puoi farlo per le addizionali IRPEF, puoi farlo per l'IRPEF, puoi farlo per l'IVA, quindi li sommi, comincia a diventare, si avvicina a quella soglia del 1.000.000 che voleva la Lega e che il 5 Stelle ha tentato di arginare dicendo no, condono mai, perché noi avevamo sempre detto che i cittadini che si comportano bene devono essere premiati. Guardate che c'è in piccolo, c'è un'altra cosa che secondo me non farà tanto piacere ai cittadini, che è simbolica. Le multe degli ultimi anni fino a 1.000 euro vanno, in dialetto, in Veneto si direbbe vanno su per il camino. Quelle sono abbonate, 1.000 euro. Allora chi li ha pagati, chi si è preso la multa e l'ha pagata, quello è, come dire, becco e bastonato, si direbbe dalle parti nostre. Allora da questi piccoli segnali si comincia a dire ai mercati cosa si vuol fare. E chiudo questa, come dire, introduzione. Perché dicevo che è poca cosa? Perché in realtà qui noi facciamo una manovra da 20 miliardi per grossissima parte in deficit. Il condono serve a recuperare 300 milioni.
cose di questo tipo nel breve. Ma ad esempio gli interventi sulle pensioni, da tutti giudicati anche, come dire, che ci fosse da mettere mano alla Fornero, ci abbiamo tentato anche noi, magari non con la vis teatrale che ha Salvini, che riconosco, è un grande comunicatore, perché ha introdotto questo quota 100, che poi se vai in profondità capisci che per un dipendente pubblico, come ha detto Tito Boeri, se esci 5 anni prima ne paghi le conseguenze anche in termini di pensione, come è giusto che sia, ma costa 140 miliardi in 10 anni, 140 miliardi, non è un intervento una tantum che ti costa l'anno in cui lo fai, no, ti porti dietro le conseguenze per 10 anni. Cioè, noi alle nuove generazioni, alla mia età e a quella dei miei figli, cosa diremo? Diremo che non riusciremo più a darle le pensioni. Allora, forse è bene per, come dire, anche solleticare un po' e portarci verso le europee e fare bingo, anche in termini di elettorato, dire che bisognava mettere mano anche a quello, perché ci sono le categorie che gli mancavano 3-4 anni, che lavorano da tanto, tutto è giusto. Però bisogna anche che cominciamo a dirci se sono interventi che possiamo sopportare come Stato, come nazione, perché altrimenti qualcuno ne pagherà le conseguenze. E tutto il tema dello spread dopo, se volete, lo riaffrontiamo. Dopo che ha già introdotto tutta una serie di argomenti, anche questo delle pensioni, interessante, bisognerebbe capire come mai non ci sono i soldi. Chi è che si è fregato i soldi di chi ha lavorato per 40 anni e ha versato i contributi? Adesso ti dicono che per andare in pensione hai bisogno di 1 o 2 lavoratori che ti paghino la pensione. Bisognerebbe chiederlo a quelli che sono andati in pensione con 14 anni, 6 mesi, un giorno, allora quello non si dirà mica che è del PD, perché qua sembra che se piove è colpa del PD. Qui nessuno ha detto niente, qui nessuno ha detto niente, però normalmente lo dico in io queste così. Trasmissioni noi ricordiamo anche che ci sono stati degli altri partiti storici che hanno fatto questi errori fondamentali, però credo che dedicheremo una trasmissione su come sono state gestite le pensioni, perché i soldi c'erano e lo Stato a quell'epoca, e parliamo quello che si chiama la Prima Repubblica, le mani dentro alle pensioni ce le ha messe abbondantemente e non pagava i contributi dei dipendenti statali. Oggi questa mancanza di contributi dei dipendenti statali, ed erano milioni, viene meno. Poi c'è stata questa idea, mi pare che fosse Andreotti, di mandare in pensione chi è arrivato a 10-11 anni hanno fatto di lavoro, perché erano state aggiunte anche l'indennità dell'università, quindi il tempo dell'università, eventuali poi altri lavori secondari che venivano conteggiati per riuscire a mandare in pensione gente che aveva 32-33 anni, insomma, cioè non è che avesse più di tanto. Questo, oggi stiamo pagando questo, ma direi che poi tutto il problema, e qui purtroppo l'informazione è estremamente limitata, perché stiamo pagando e litigando su errori del passato. Quando si compravano, perché le pensioni andavano investite in immobili, quando hanno lasciato libero questo impegno di investire negli immobili, perché era un impegno sicuro per mantenere il valore della pensione, sono state svendute. E allora ci sono aneddoti di questo tipo: comprato il palazzo a Roma a 3 miliardi, venduto a 30 un'ora più tardi. Cioè chi gestiva le pensioni praticamente ha fatto i suoi comodi. Questa è l'Italia che abbiamo ereditato. Adesso che ci siano delle persone che litigano su questo, non c'è dubbio, perché vorremmo tutti essere così bravi da dare la pensione a tutti. Però ricordiamo il passato e ricordiamo che quelle persone e quelle tendenze, quel pensiero oggi non è scomparso. Sotto sotto c'è ancora gente che tira le fila di queste situazioni. Per cui è bene che la burocrazia italiana vada eliminata, sostituita di peso, se no non ne veniamo fuori. Ne abbiamo contezza noi che con lo Stato purtroppo abbiamo da che fare tutti i giorni. Abbiamo un ufficio apposta, no? Mi pare.
Sì, abbiamo il 30% dei nostri dipendenti che lavorano per lo Stato, no, senza ottenere grossi risultati, perché, no, per la sopravvivenza, perché poi basta Berlusconi che alzi un dito e gli fanno la legge su misura, come si va dal sarto, no? Si misura quello che ha bisogno e poi gliela si mette addosso. Si è fregato le frequenze di tutti, le nostre frequenze ce le ha Berlusconi, e non sono stato io a dargliele, c'era qualche governo di centro-sinistra, no? E qualche governo di Berlusconi, ma questo è normale, insomma, e quindi direi che l'attenzione nei confronti dei cittadini è abbastanza scarsa. Se questo governo riesce a mantenere questo contatto con i cittadini è un buon segno, perché vuol dire che insegna una strada anche all'opposizione. Io amerei che ci fosse un'opposizione, ma un'opposizione terribile, ma non su quello che gli altri fanno male, su quello che farebbero per fare meglio. Prego, a voi la risposta. Ad esempio non debiti. Fabio Maggio. Allora, vediamo i debiti, vediamo i debiti che li ha fatti. Allora, vediamo sì, negli anni i vari governi come si sono Siccome i condoni in Italia sono come le confessioni, è una tradizione del nostro popolo cattolico. Ecco, qui iniziamo Uno dagli può anni... commettere qualsiasi reato e immediatamente dopo andarsi a confessare, dice 5 Ave Maria e poi può ripetere la stessa cosa. Allora, che ci siamo anche in questo senso. Questo è l'aumento del debito pubblico a seconda dei vari governi che si sono succeduti. Allora vediamo, abbiamo iniziato 92-93 e 2000-2001 governi guidati da Giuliano Amato, un aumento medio giornaliero di 342 milioni di euro, è stato al governo per 714 giorni, l'aumento totale del debito pubblico durante il suo governo è stato di 544 miliardi di euro. Gentiloni nel 2010, questa è la graduatoria, cioè la graduatoria di chi ha ottenuto le performance migliori, se possiamo definirle così. Il governo Gentiloni nel 2017... Nell'interpretare questa scaletta non guardate che uno ha 53 e l'altro ha 544, ma conta il tempo di gestione del governo. Abbiamo il governo Gentiloni nel 2017, un aumento medio di 309 milioni al giorno, è rimasto in carica per 170 giorni e l'aumento è stato di 53 miliardi. Poi vediamo il governo Monti, il governo il governo Salva Italia nel 2012, 242 milioni di euro di aumento al giorno, 528 i giorni di presidenza, 128 miliardi di aumento totale. Ecco, questa scaletta vorrei sottolineare come è significativa che chi spende non influenza il mercato, perché se Monti, che ha fatto abbassare lo spread in maniera repentina, ha speso più in proporzione, quasi più degli altri, no? E non capisco allora perché la spesa influisce della. L'altra cosa che ho sentito è che l'aumento della percezione della capacità di un governo nell'affrontare determinati discorsi è legata sostanzialmente cioè la finanza ascolta e vede se la politica va in una certa maniera piuttosto che un'altra. Io direi che la finanza, siccome sono molto bravi, guardano i numeri e sui numeri naturalmente stabiliscono il rischio, non tanto perché un Presidente del Consiglio è nervoso e l'altro magari ha delle contraddizioni. Quindi la finanza viaggia coi numeri, c'è poco da fare. Vediamo un attimo lo schema di nuovo. Sì, vediamo se lo ripropone, eccolo qua, schermo intero. Poi abbiamo il governo di Lamberto Dini del 96, 207 milioni al giorno, 485 giorni di governo, 100 miliardi nel periodo. Poi abbiamo il governo Letta nel 2013, qui l'aumento era di 202 milioni al giorno, 299 giorni di governo e i 60 i miliardi diciamo, di aumento totale nel periodo. Vediamo anche la grafica
grafica successiva, eccoci qua. Allora abbiamo i governi Berlusconi 94-95, 2001-2006 e 2008-2011, l'aumento medio giornaliero di 165 milioni, è rimasto in carica 3.336 giorni e l'aumento è stato di 550 miliardi. Poi abbiamo Amedeo Goria, qui siamo negli anni 80, 87-88, segue il governo Craxi 83-87, qui abbiamo 159 milioni di euro di aumento al giorno. Poi abbiamo Ciriaco De Mita 88-89, 155 milioni di aumento al giorno. Poi il governo Renzi 2014-2016, 119 milioni di aumento giornalieri per 122 miliardi nel periodo. Ecco, questi diciamo sono stati, come dire, gli aumenti del debito pubblico a seconda dei vari governi in ordine di graduatoria. C'era qualcosa che voleva dire Bisato? No, non vorrei togliere la parola a nessuno, magari dico una cosa adesso e poi mi taccio per un po'. Cioè, i numeri spiegano quello che è successo. Cioè, voi prendete a riferimento ad esempio Monti per dire che è uno che ha fatto l'aumento del debito. Allora, negli ultimi 10 anni in Italia nessun governo ha fatto... Lo spread è sparito, è calato di colpo e lui ha aumentato il debito. No, però bisogna... Monti è stato... No, ci vuole un po' di memoria storica perché non è proprio successo così. Cioè, arriva Monti perché siamo con due piedi dentro il burrone. Esatto. E mancava solo che la Troica entrasse dalla porta e dicesse, come in Grecia, decidete di fare quello che vogliamo noi. Okay? Perché c'era una Quindi arriva Monti che lo spread è altissimo ed è una conseguenza di quei più 550 miliardi della riga della pagina dopo. Certo, perché guardate che qua bisogna cominciare a fare un po' di educazione civica. In 3.336 giorni. Sì, quindi per fare l'aumento medio giornaliero. Questo paese ha governato più di chiunque altro. No, ma vedete che forse non ci intendiamo su una cosa, se mi lasciate completare. Io non sto contestando i numeri, io sto dicendo che tutti in Italia negli ultimi 10 anni hanno fatto avanzo primario, hanno speso meno nell'anno di quanto hanno incassato. Solo il debito perché aumenta? Per gli interessi. E gli interessi sono una conseguenza. Lo spread cos'è? È la differenza tra il nostro debito pubblico e quanto vale il debito pubblico per i mercati, ad esempio della Germania, che è quello che ha un debito più stabile, no? Se aumenta lo spread, ogni 100 punti è un punto percentuale. Cioè, ad esempio, adesso in queste settimane è stato emesso debito pubblico, come avviene ogni 15 giorni. L'anno prossimo pagheremo 5 miliardi in più di interessi di quelli che paghiamo quest'anno, perché emettiamo BTP, che quindi hanno una durata più lunga. La conseguenza diretta, e quindi non sto esprimendo giudizi, è che a un certo punto il nostro monte debiti è talmente grande che genera una quantità spaventosa di interessi. E qualcuno negli anni ha tentato di dire che bisognava addirittura abbattere il debito, e forse, dico io ad oggi, che era un errore di dire tale, perché voleva dire ricomprimere la spesa, perché è come se alla fine dell'anno 100 lire, invece di distribuirle a tutte, li metto per ridurre il debito, cosa che abitualmente facciamo nei nostri bilanci dei comuni. È da anni che non facciamo mutui, vuol dire che non facciamo debito. Sì, allora, che capite che sto a dire che non il fatto debiti. Prodi non ha fatto debiti. Poco, però non mi pare che sia uno di quelli ricordati come un grande salvatore della patria, perché lui è stato responsabile, e invece qui rende chi ti dà il pane del giorno dopo, ma magari ti fa venir meno quello della farina di fra 10 anni. Basta decidere cosa vogliamo fare dalla vita. Sentiamo Fabio Maggio cosa ci dice. Io credo che perderci tra i numeri dei giorni e degli aumenti sia un esercizio interessante. Faccio notare che i governi Berlusconi, quelli del centrodestra, hanno fatto oltre 3.300 giorni, e se guardate le proporzioni rispetto a tutti gli altri giorni, quel debito si spiega rispetto a una durata di governo forse tra le più longeve della Repubblica. L'aumento medio giornaliero infatti è... Il problema non è torniamo su quello, però attenzione, torniamo sullo schema precedente, vediamo il costo giornaliero
Sì. L'aumento abbiamo medio amato che giornaliero, abbiamo no? 342 milioni al giorno, Sì. abbiamo Gentiloni che ha 309 milioni Sì, al infatti, giorno. sto dicendo, facciamo la Monti, proporzione. abbiamo 242 milioni, cioè non Però- è poco. Dini, Letta, e sono tutti, diciamo, di sinistra. Poi Berlusconi faceva 165. Voglio dire una e cosa. per 3.300 giorni ha fatto un bel debito. Bene, però voglio dire una cosa. Unitariamente è più basso. Unitariamente è più basso, ma questo è poco importante. Qui conta ed è in discussione il perché facciamo debito oggi. E oggi con questa manovra facciamo debito improduttivo. Oggi di 20 miliardi, 10 miliardi sono una vittoria del Movimento 5 Stelle che porta a casa il reddito di cittadinanza. Come? Sacrificando misure che il centrodestra aveva portato alle elezioni e che oggi, nel momento in cui si cercano di realizzare, gli amici della Lega cercano di realizzarle, vengono cassate, come la pace fiscale. Vedremo domani il Consiglio dei Ministri cosa deciderà. Oggi l'unica cosa certa per le imprese del Nord sono 500 milioni di euro, e questo è il documento di programmazione che è stato spedito a Bruxelles, è la fatturazione elettronica, che è l'ennesima mannaia su imprese che stanno cercando di rialzarsi da una crisi terribile e che rappresenterà un costo immenso per i prossimi anni per un adeguamento a un obbligo che può essere tranquillamente rinviato. Si faceva prima riferimento a un'iniziativa di Forza Italia che sta portando avanti in questi giorni l'onorevole Baratto insieme al gruppo della Commissione Finanze, che è proprio quello di chiedere il rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica, che, ripeto, rappresenterà costi per partite IVA ed imprese. Questo governo in questo momento sta cercando di finanziare legittimamente le misure proposte dai 5 Stelle, tassando la parte più produttiva del paese e facendo debito. Questo è il messaggio che sta passando ora, ed è un messaggio che per chi è di centrodestra e per il Nord è sicuramente poco conciliante con quello che è stato il voto del 4 marzo per il centrodestra. E sul pace fiscale o condono? Ma Cosa dice? io credo che quello che è stato proposto dalla Lega fosse quello che il centrodestra avesse proposto alle elezioni. Ma vedete, ogni volta che Salvini tenta di portare un punto del programma di centrodestra all'interno del punto di programma del governo, salta fuori putiferio. Allora, agli amici della Lega, decidetevi, facciamo saltare questo governo, torniamo al governo con il centrodestra e realizziamo quello che abbiamo promesso ai cittadini e quello che abbiamo promesso a imprese e imprenditori. Il reddito di cittadinanza è una misura che legittimamente gli amici dei 5 Stelle portano avanti, ma il miglior reddito di cittadinanza è creare posti di lavoro e abbassare le tasse sulle imprese, che in questo paese sono le più alte d'Europa. Onorevole Covolo, allora facciamo cadere il governo. No, una soluzione percorribile e comunque non sta a me fare questo tipo di valutazioni. La Lega rimane fedele alla sua collocazione nel centrodestra, tant'è che, come ha ricordato prima Fabio Maggio, stiamo portando avanti alcuni dei punti che erano nel nostro programma elettorale. Vorrei ricordare che una di queste nostre iniziative è quella della flat tax, che attualmente è prevista per l'anno prossimo, sarà prevista per i professionisti che abbiano un volume d'affari fino a 65.000 euro, nonché per le start-up, per le nuove imprese. Prevediamo un'aliquota fissa del 15% e l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica. Fatturazione elettronica che abbiamo rinviato al 1 di gennaio del 2019. Purtroppo l'IVA è un'imposta armonizzata, quindi dobbiamo soggiacere a delle direttive, a degli obblighi europei, e l'Italia è uno dei primi paesi che in via sperimentale sta introducendo questo nuovo metodo, questo nuovo sistema. Differirlo non vuol dire purtroppo evitarlo, e ci rendiamo conto delle difficoltà, soprattutto delle imprese, delle piccole imprese, delle imprese artigiane, di acquisire dimestichezza con questi nuovi strumenti, con questi strumenti informatici e telematici. Tuttavia sarà uno strumento anche che favorirà il controllo dell'evasione e tenterà di prevenirlo e quindi di evitare
ulteriori condoni o pacce fiscali, come vogliamo chiamarli. E in certo, proposito, comunque anche una modernizzazione forse anche del sistema, no? Io stessa come professionista non sono proprio così contenta di questi nuovi sistemi che mi costringeranno ad imparare nuovi programmi informatici e a sostenere ulteriori adempimenti, ma l'evoluzione è continua e ci si deve adeguare. E infine, per quel che riguarda le pacce fiscali, ne saranno esclusi tutti coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi, per cui non è un condono che tende a favorire gli evasori, ma è proprio uno strumento che serve a favorire, serve a stimolare i contribuenti a dichiarare quello che non hanno ancora dichiarato, per concorrere alla tassazione, quindi per concorrere all'incremento delle entrate. Voglio precisare in flash una cosa: noi chiediamo il rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica per una precisa ragione. L'Italia è il 25esimo paese su 28 quanto a digitalizzazione e investimenti sulla digitalizzazione. Lo spread digitale, cioè la differenza tra gli investimenti che gli altri paesi europei hanno fatto e quelli che ha fatto l'Italia, è di 25 miliardi di euro. E oggi sperimentiamo un obbligo tra i primi in Europa, che è l'evoluzione della digitalizzazione al non plus ultra. Stiamo chiedendo. Quindi voi dite non siamo pronti per. Non siamo pronti, stiamo chiedendo alle imprese di colmare costi che avrebbe dovuto assumersi lo Stato. Beh, Cusumano, allora l'Italia sicuramente non è ai primi posti per quanto riguarda appunto la digitalizzazione, cosa che invece voi anche come movimento, come dire, utilizzate. Sì, proponiamo sicuramente, anche perché obiettivamente, al di là di quello che sia un indirizzo di un governo, l'evoluzione, appunto come veniva detto prima, è quella di andare sempre più verso un'era digitale. Parlavo prima appunto che a Padova adesso sta arrivando la 1000 mega fibra ottica, quindi una portata di dati incredibile. È giusto creare delle infrastrutture statali che siano online, che siano appoggiate sostanzialmente a internet, ed è giusto cercare di andare in quella direzione, perché è la direzione del futuro in cui noi non vogliamo arrivare in ritardo, sia per, anche se all'inizio ovviamente richiede uno studio, giustamente i cambiamenti non sono mai facili, sono sempre difficili anche nel piccolo, però obiettivamente si cerca di andare verso un sistema che è improntato sul mercato del futuro, quindi essere, diciamo, noi italiani siamo anche forti da un punto di vista di idee, di innovazione a livello imprenditoriale, abbiamo avuto delle grandissime imprese, delle grandissime idee, e crediamo che questa sia una sfida che vale la pena di affrontare, appunto per riuscire a migliorare il sistema della fiscalizzazione e quindi anche avere più controllo sull'evasione, avere anche più controllo e rispetto di quegli imprenditori che comunque le tasse le pagano rispetto a chi non le pagano. Per quanto riguarda invece la pace fiscale, tengo a sottolineare che è proprio un intento ben preciso quello del Movimento 5 Stelle, che non sia un condono tombale sia da un punto di vista economico che da un punto di vista giuridico, ma che siano fatte delle distinzioni. Proprio per questo viene richiesta un'autocertificazione in cui l'imprenditore, la persona con debiti, va a dichiarare quali sono le sue difficoltà, le difficoltà che ha avuto. Quindi noi ci crediamo veramente. Capisco il collega del Partito Democratico che giustamente esprime i suoi dubbi, ma sono paure che tutti abbiamo. Si sa, l'illecito in Italia c'è come in tutti gli stati del mondo e va arginato e va limitato. L'intenzione nostra non è sicuramente, come non lo era anche quella dei governi precedenti, comunque di aiutare le persone che evadono, perché in Italia abbiamo un'evasione fiscale molto alta che potrebbe risollevare lo Stato. Poi, se vogliamo parlare di debito, non avete detto un dato che spero di non sbagliare, però io leggo da appunto organi di informazione che il debito pubblico in Italia è passato dal 2005 al 2017, perché sono questi i dati che sono riuscito a reperire anche nei giorni scorsi. Siamo passati da 1500 miliardi di debito pubblico ai 230 miliardi, quindi abbiamo avuto in quasi 19 anni un incremento di 800 miliardi. 2300 miliardi. Da 1500 miliardi a 2300 miliardi, scusate, ho fatto confusione di numeri. Sì, beh, ma anche il debito per singolo cittadino nel momento in cui si nasce si è passati da 30.000 a 38.000 euro negli ultimi anni. A proposito di condoni, Ermanno, è un mezzo che è stato usato ampiamente negli anni dagli altri
anche dagli altri È un governi. metodo No? tipicamente italiano che, ripeto, nella maggior parte dei paesi europei non esiste, in America è inconcepibile che ci sia un condono. O Noi uno invece- paga oppure paga, se no va in galera. Ecco, Hanno gli questa scudi è- fiscali al 50% in America Sì, per ma- far rientrare i crediti dall'estero, il Ecco, 50%. quello che io amerei è che in questo potrebbe essere un'associazione di due attività in questo sorta di, chiamiamolo condono o pace fiscale, che si possano azzerare tutti i debiti, perché è inutile che noi corriamo dietro, il tempo passa e tutto decade, ma immediatamente dopo si fa un regolamento e una legge che sia estremamente rigida, per cui la gente sa con scienza e coscienza che da questo momento corre il rischio, perché non è più come una volta che adesso non pago perché tanto tra 2, 3, 4 anni, l'ultimo condono l'ha fatto Renzi, no? Con un risultato, mi pare, l'abbiamo visto, no? Sì, adesso abbiamo le grafiche, Ecco, adesso vediamo come le si sono grafiche comportati dei condoni degli ultimi anni. negli anni. E qui, come vedete, iniziamo da lontano, anche qua, dal 1973. Qui siamo credo che fosse il quarto governo Rumor, un condono fiscale valutario e che ha, come Ecco, dire, premetto, raccolto se no non si capisce, è tutto tradotto in euro. in euro, certo, Ecco, perché il rumore è rivalutato. era diciamo. l'epoca della lira, però è stato trasmesso e rivalutato ad oggi come in euro. Prego. Quindi ecco qui, abbiamo l'esito di Rumor, poi vediamo dall'82 all'88 c'è stato il condono fiscale con Spadolini, poi nell'89-90 una sanatoria fiscale invece, questo qui con De Mita. No, scusate, non è una sanatoria fiscale, è una sanatoria per le irregolarità formali di De Mita. Poi abbiamo dal 91-94 un condono tombale, questo qui, di Andreotti. Vediamo anche la grafica successiva, andiamo dal 95 al 2000 un concordato fiscale con Lamberto Dini, poi abbiamo lo scudo fiscale 2001-2002 con Berlusconi, ancora Berlusconi dal 2003 al 2008 una sanatoria fiscale, e poi dal 2009 al 2014 sempre Berlusconi uno scudo fiscale, e poi appunto 2015-2017 col governo Renzi l'emersione dei capitali, la famosa voluntary disclosure, per dirla. Come si vede non si è saltato un anno, cioè in questo periodo dal 73 ad oggi, possiamo dire, abbiamo sempre avuto condoni con gettiti poi, come dire, differenti a seconda del periodo, ma comunque, come si diceva, uno strumento ampiamente utilizzato negli anni. Qui non sono poi elencati quelli che sono stati gli altri condoni, ad esempio quelli per il settore immobiliare. Quindi vale il detto: chi è senza condono scagli la prima pietra. No, però sono diversi. Prego. Sì. Tecnici che probabilmente i cittadini non capiscono, Sì. però sono cose diverse. Ad esempio, mettere insieme quello di Renzi con quelli fiscali sono cose diverse. Certo, un conto è: hai dei capitali all'estero, ti chiedo di farli rientrare e a quel punto paghi ma sull'evasione fiscale in Italia negli ultimi anni si è battuto fortissimamente. E Cioè, chi aveva interesse a recupero... portare dall'estero in Italia il denaro? E come no? La mafia? Allora, se Normalmente è così, quella che ha più penso. problemi Cioè, di quanti, fare... No, in Svizzera perché bisogna non è vedere se ora... attenzione, in quello non è giustificato il perché li avevo e basta. Quindi faccio riemergere delle cifre la cui provenienza non è certa. Avete messo insieme pere con mele. Non stiamo No, parlando sto delle facendo stesse di cose. condoni Questa è la fiscali. sostanza. Se ci fermiamo su Renzi ha detto: tutti quelli che hanno soldi all'estero, da qualsiasi provenienza essi provengano, comunque sono... Sì, però la dichiarazione dei pacificati. redditi in Italia, se non l'hai fatta, ti mando qualcuno che controlla come mai non l'hai fatta, che è diverso. Allora, insomma, io proprio... ad esempio posso dire che sono anche contrario alla voluntary disclosure, però
sono cose diverse, cioè in parte potrebbe essere frutto di evasione fiscale e uno poi porta con la borsetta in Svizzera, in parte potrebbero essere frutto di altri tipi di evasione. Sì, per esempio, con questa maniera faccio rientrare il capitale. Allora le spiego, un altro tipo, una grande quantità di denaro che proviene dall'estero proveniva da denari che i partiti della Prima Repubblica avevano portato all'estero e non riuscivano più a portare in Italia. Questo è... Comunque, dobbiamo parlare ai nostri telespettatori, parliamo chiari, se no raccontiamo dei numeri e non si capisce niente. Questi qui sono dati della CGIA di Mestre, cioè la ricerca e la cosa... dati. Io dico che non so se fossero da mettere in fila per parlare delle stesse cose, perché ad esempio, siccome lei ha fatto riferimento anche al condono, quello edilizio, cioè che non è elencato in questo caso, quello ha fatto un gettito spaventoso e soprattutto ha distrutto mezzo paese. Certo che adesso non ce lo facciamo mancare perché facciamo il condono anche a Ischia, e quindi anche qua onestà con l'H davanti, ma mi pare che non sia proprio quello che corrisponde alla realtà. Certo, io posso mandare una cosa: 50 anni di norme e condoni fiscali significano che c'è un rapporto deviato tra cittadino e amministrazione fiscale. Bravo. Il vero problema italiano è questo: non c'è più un rapporto tra amministrazione fiscale e cittadino, si è perso qualsiasi tipo di dialogo e oggi l'amministrazione fiscale è ormai una scheggia impazzita. La politica dipende ormai dall'amministrazione fiscale perché è l'unica fonte di gettito che oggi ha un governo per realizzare le proprie politiche. Il vero problema è questo: oggi i cittadini italiani sono sospettati di evadere e non hanno una presunzione di innocenza rispetto all'amministrazione fiscale. Lo dimostrano decine e decine di sentenze e interpretazioni conformi dell'agenzia che tartassa le imprese e tartassa i cittadini. Oggi dobbiamo recuperare un rapporto sano tra amministrazione fiscale e cittadino e non si può fare se le tasse in Italia sono così alte. Tutto si potrà imputare a Berlusconi, ma i governi di centrodestra hanno cercato di abbassare le tasse e le hanno anche abbassate per recuperare proprio quel rapporto tra amministrazione finanziaria, politica e cittadino. Oggi quel rapporto si è perso e lo dimostrano 50 anni di condoni fiscali, perché se non insegniamo ai cittadini a pagare le tasse, e queste tasse dovranno necessariamente essere più basse, i cittadini giustamente continueranno a dover necessitare di questo tipo di norme. Quindi si autolimitano le tasse con l'evasione. Silvia Covolo. Sì, vorrei dire che concordo con quanto ha detto Fabio Maggio, ed in proposito in Commissione Finanze stiamo lavorando ad una proposta di legge sulla semplificazione fiscale che mira a favorire il contraddittorio preventivo tra amministrazione, quindi tra amministrazione fiscale e cittadini, in modo da prevenire, da evitare il contenzioso e da favorire il dialogo tra il contribuente e il fisco, e anche che miri ad evitare gli adempimenti inutili, tipo che l'Agenzia delle Entrate chieda al cittadino documenti che già sono a sua disposizione, e cercare di accorpare il più possibile le scadenze e di evitare gli aggravi inutili a carico dei contribuenti e dei cittadini. L'obiettivo poi certamente è quello del contenimento della tassazione, perché in che modo uno Stato si finanzia? Se non fa debito deve aumentare la tassazione a carico dei cittadini, per cui delle due l'una. E debito non è una brutta parola, non è una parolaccia, e per quel che riguarda lo spread di cui si è detto prima, il differenziale dei tassi di interesse tra noi e la Germania dipende molto anche dall'aspettativa degli investitori, ed è chiaro che essa non può essere positiva se i nostri detrattori europeisti continuano a parlare male dell'Italia e continuano a gettare cattiva luce sull'operato dell'esecutivo. Certo. Anche l'Austria, col quale avete fatto un accordino che si chiamava di Visegrad, non sia del tutto favorevole al fatto di fare debiti. Quello che ha detto la collega della Lega, perché gli altri stati europei, i presidenti degli altri stati europei e comunque i componenti dell'Unione Europea in questo momento si stanno esprimendo in maniera, dal mio punto di vista, eccessivamente rigida rispetto a quelli che sono gli investimenti che vuole fare l'Italia. Ma a me pare tanto che ci siano dei partiti che siano un forte calo in Europa, che stanno cercando notorietà prettamente mediatica e elettorale, scagliandosi contro il nemico che viene dall'Italia, che vuole fare investimenti produttivi in Italia per cercare di risollevare questo paese, ma che non gli porterà a un risultato positivo alle prossime elezioni europee, perché dal pulpito che escono in questo momento tante critiche sono
persone legate a situazioni politiche che sono in forte calo. Io credo che invece il presidente austriaco, come la Francia, come la Spagna, come l'Olanda, debbano limitarsi a criticare in ambito di Commissione europea e non a fare delle buttate politiche che quelle sì creano dei danni al mercato, e mi piacerebbe fargli pagare anche il conto di quello che dicono, perché l'Italia in questo momento, sia chiaro, non stiamo sforando il patto di Maastricht. Anzi, il nostro governo giallo-verde punta ad abbassare ancora di più quello che è il 2,4 che dovremmo raggiungere per fare degli investimenti. Non abbiamo nessuna intenzione, e non credo neanche l'Europa abbia intenzione di buttarci fuori dall'Europa, anzi cerchiamo una collaborazione. Maggio, sta succedendo quello che è successo a Berlusconi? Ma quello che è successo a Berlusconi auguro a nessuno succeda, perché quello è stato un complotto, è stato dimostrato da più parti, dagli stessi protagonisti, ci sono ormai documenti che parlano, ma vorrei... C'è questo ruolo europeo nelle decisioni... Guardi, non parlo di Europa, parlo di persone. Io sono profondamente europeista e credo profondamente nel valore delle istituzioni europee. Credo che oggi non ci sia un nemico a Bruxelles, credo che ci siano regole che ci siamo assunti e che dobbiamo rispettare, ma che non debbano frenare quello che è lo sviluppo del nostro Paese. A questo proposito vorrei introdurre una discussione, una notizia che è appena giunta, non so se vi è arrivata. Moody's ha declassato il debito dell'Italia. Quelle sono valutazioni oggettive, purtroppo questo è il mercato e questo è quello con cui si deve confrontare la politica. Possiamo criticarlo, ma quando si governa bisogna avere la responsabilità di guardare a quelle che sono le reazioni dei mercati, non tanto per sottovalutare il voto dei cittadini, che è sempre sacro e viene prima di tutto, ma perché dal mercato dipendono le conseguenze anche dalle tasche dei cittadini. Perché se domani mattina o lunedì mattina lo spread arrivasse davvero a 400, non era molto lontano oggi, no? Non è molto lontano, e 40 punti si guadagnano in una giornata. Cosa succede se lo spread arriva a 400? C'è da tremare le vene ai polsi. La fine della Grecia. Perché lo scenario Grecia non è così distante, non è un burocrate europeo che lo dice e si avvera semplicemente perché lo dice, ma è la realtà dei fatti. Quindi io credo che qui tutti debbano fare un passo indietro rispetto alle pretese e alle promesse irrealizzabili, e si debba guardare a quello che si può realizzare per il bene di questo Paese. Ma in breve, perché i mercati non perdonano. Chi fa business, chi fa speculazione, esiste, è sempre esistito, ma si deve confrontare con una politica forte e responsabile. Se si confronta con una politica forte e responsabile, non riesce ad esercitare quel potere fortissimo finanziario che esercita. Certo che fino ad oggi la politica dell'austerity, poi appunto il peso della speculazione finanziaria ha pesato non poco nella gestione dei paesi. Allora è un tema che abbiamo affrontato molte volte, cioè la perdita di sovranità alla fine è bisato qua. Cioè, se uno cerca un pochino di alzare la testa e dire ti tagliano subito le gambe. E quindi, al cittadino cosa possiamo dire? Io traggo una conclusione da quello che sta succedendo negli ultimi mesi, che poi è un'affermazione che spesso si sente dire: la sovranità appartiene al popolo, il popolo ha deciso in una certa maniera. Guardate che quell'articolo della Costituzione non finisce lì. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme previste dalla legge, perché altrimenti purtroppo io mi rendo conto che io sono controcorrente, controvento, perché è più semplice dire alla gente: guarda che noi ti abbiamo fatto una promessa e la rispettiamo, ma la rispettiamo rispetto a che scenario d'intorno? Cioè noi non siamo un'isola, noi siamo in un sistema che è interconnesso, e proprio perché è interconnesso una nostra scelta genera una risposta da istituzioni che per antonomasia si legano alle decisioni, sono terze, se agiscono da terze, ma influenzano in maniera ipertrofica quello che decidiamo noi. Allora io mi rendo conto che, e cerco di dare anche una risposta alla domanda, si è cercato di dare una risposta ai problemi probabilmente con troppa austerità. Questo lo riconosco anch'io. Si sono posti in essere dei provvedimenti di sostegno a chi reddito non aveva, insufficiente rispetto alla percezione che si aveva rispetto ai problemi stessi.
Quindi porto un esempio di quello che ha fatto il nostro governo e che pare non essere bastato, anzi per il voto non è assolutamente bastato, che è il REI. Il reddito di cittadinanza non è nient'altro che, come dire, una modifica, magari anche sostanziale, di quello che era il REI, il reddito di inclusione. Certo. Solo che erano due... Infatti era una domanda che volevo fare, che differenza c'era tra le due cose? I presupposti erano diversi secondo me, perché il reddito di inclusione dà reddito a chi sta sotto la soglia di povertà. Il reddito di cittadinanza indirettamente dice: se tu hai un lavoro part-time, anche qui in Veneto, non è detto che riceverai 780 euro al mese. E 780 euro al mese, con tutti i distinguo del caso, è chiaro, e anch'io non voglio passare per quello che semplifica, però può diventare un drogare il mercato del lavoro, perché potrebbe portarti a volerne uscire, perché tanto hai il sussidio. Allora il sussidio, così lo esemplifico e lo chiamo REI, deve essere solo se stai sotto una soglia di povertà, per cui devo intervenire come Stato. Ma poi io devo creare lavoro che ti dà dignità, non creare sussidio che la dignità te la toglie. Dopo sentiremo anche come ha risposto Matteo Renzi, ma allora i 10 miliardi per dare gli 80 euro andavano allora, bene, quello i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza invece no. Gli 80 euro sono stati venduti come una marchetta elettorale. Beh, insomma, al ceto medio si è incentivato il potere d'acquisto. Ci sono stati dati soldi a gente che già guadagnava. Avete sentito quando qualche settimana fa si era ragionato che avrebbero potuto togliere gli 80 euro? Sui social è cominciato a montare, cioè 80 per 12 fanno soldini per una famiglia. Allora io non sto dicendo che i 780 siano di per sé sbagliati, io dico che se passa il concetto che è meglio non andare a lavorare per ottenerlo, anche se poi, ripeto, 3 lavori li devi accettare, nella provincia hanno già rinsecchito perché se era 2 province più in là allora potevi, insomma è chiaro che questa è una risposta per una parte di questo paese, ma io mi aspetto che il ceto produttivo, che è il Veneto, la Lombardia, pezzi dell'Emilia, pezzi del Piemonte, ma io non so quanto contenti siano di questo provvedimento che mette 10 miliardi in deficit, quando è stato attaccato brutalmente i provvedimenti che cercavano di detassare, perché anche qua o le mettiamo in fila tutte o, come dico io sempre, il provvedimento sugli ammortamenti, il 140% degli ammortamenti, quello per le aziende ha voluto dire pagare meno tasse, sì o no? Ce la vogliamo dire una volta per tutte, perché altrimenti sembra che in questi anni non siano stati fatti provvedimenti per l'impresa, cosa invece del tutto sbagliata, cioè che è stata fatta è come il Job Act era un modo per l'impresa per cercare di conciliare l'introduzione nel mondo del lavoro però con regole semplificate. È che noi come ceto politico vogliamo sempre e comunque assecondare e lisciare il pelo in maniera prossima, al più prossima possibile, e non dando invece prospettive. Però questo forse io sono antistorico. Sentiamo come ha risposto Matteo Renzi, ospite di Floris questa settimana. Apprezzo l'applauso sulla domanda. Dare 80 euro a chi lavora e ha uno stipendio insufficiente, mentre ci sono i manager milionari, i politici milionari, i conduttori milionari, dare a chi ha 1000 euro 80 euro in più significa permettere a un metalmeccanico di arrivare meglio alla fine del mese. Dare 80 euro a chi non lavora non risolve il problema della povertà in Italia. Se voi credete che si risolva il problema della povertà in Italia dando i soldi a chi sta sul divano, state credendo alle favole. Questo può anche essere antipatico da sentirsi dire. Ma perché lei dice che sta sul divano? Come fa a 80 euro vanno a chi lavora, il reddito di cittadinanza va a chi non lavora. C'è una bella differenza. Ecco.
Spiegatemelo. Mi permetto... Spiegatemi la differenza. Allora, mi permetto, se è possibile, Prego. di entrare. Credo che l'intento di Matteo Renzi sia molto vicino a quello del Movimento 5 Stelle, solo che ci sono delle differenze politiche che portano a fare della propaganda elettorale. Cosa ha detto Matteo Renzi? Ha detto: ci sono delle persone che guadagnano 1.200 euro, con gli 80 euro ne guadagneranno 1.280. Se io do questi 80 euro a una persona che non ha niente, o viceversa, a una persona che già guadagna 5-6 mila euro al mese, queste due figure non andranno a spendermi quei soldi, perché quello che guadagna già 5.000 euro al mese mi dice: ma io alle mie spese riesco già a provvedere, quindi sostanzialmente me li metto in banca. Mentre una persona troppo povera con gli 80 euro è giusto che riesce a pagare un piccolo debito al mese, quindi per un'incidenza di forse 1.000 euro all'anno, quindi troppo poco. Quello che vuole fare il Movimento 5 Stelle con il reddito di cittadinanza, e non dimentichiamoci anche la riforma dei centri per l'impiego, i corsi di formazione poi per la specializzazione professionale, che molte persone disoccupate in questo momento non riescono a trovare lavoro anche per mancanza di professionalità e di formazione sul posto di lavoro, che comunque si evolve, ne parlavamo anche prima con la fatturazione digitale, appunto c'è un'evoluzione continua del posto di lavoro. Si vuole dare 780 euro a chi il lavoro lo cerca, a chi fa i corsi di formazione e si rende disponibile per lo Stato. Se non accetta il lavoro gli viene tolto, ma questi 780 euro, a mio parere, non solo mio comunque, prevede due grandi cambiamenti. Il primo è quello che una persona che ha 780 euro obiettivamente li spende per spesa corrente, cioè per comprare il pane, per comprare da mangiare, e crea più mercato, quindi sono 10 miliardi che vengono inseriti e spesi nel mercato, non vengono messi in cassaforte, ma vengono rigettati totalmente nel mercato reale, quindi 10 miliardi che lo Perché Stato... sono persone che hanno veramente bisogno. Sono persone che hanno bisogno. Viceversa invece, prima si parlava del lavoro part-time, il ragionamento che ho fatto con anche un nostro deputato del Movimento 5 Stelle, Raffaele Raduzzi, molto preparato, giustamente anche lui mi faceva notare: ma se su un posto di lavoro un dipendente viene sfruttato, in questo momento ha la forza di dire: io non vengo sfruttato a 300 euro al mese col caporalato, a 400 euro al mese, mi adatto a qualsiasi cosa perché lo Stato non mi dà più niente, ma piuttosto ho i 780 euro. E questo ragionamento fa invertire l'ordine dei lavori degli imprenditori, che dicono: cavolo, questi non posso più dargli quello che voglio io, perché obiettivamente hanno se no un sostentamento dello Stato, quindi sono costretto ad alzare l'asticella sopra i 780 euro. Questo è un ragionamento che adesso comunque siamo ancora in fase di definizione, quindi non abbiamo ancora visto nell'effettività, nel dettaglio, ma io mi metto da un punto di vista di un imprenditore non sano che vuole sfruttare dei lavoratori, i lavoratori alzano la testa e gli dicono: no, io studio, mi formo, prendo il reddito di cittadinanza e mi trovo un lavoro migliore. E quindi secondo me c'è un grosso impatto. Poi non dimentichiamoci che mi pare attorno, secondo le previsioni ultime che hanno fatto appunto al Ministero, il gruppo del Movimento 5 Stelle, è legato al fatto che circa il 40% di quello che sarà il reddito di cittadinanza sarà destinato al Nord Italia, quindi non è una piccola quota. Comunque anche qua al Nord non è che ce la caviamo proprio benissimo in questo momento, abbiamo delle difficoltà oggettive, ma quello che ci tengo a sottolineare è che è vero che gli 80 euro a una persona che non guadagna niente non cambiano niente nell'economia, ma questi 780 euro date a persone che non arrivano palesemente a fine mese sono 10 miliardi che entreranno direttamente nell'economia reale per persone che vanno a fare la spesa. Chiarissimo Cusumano. Ecco, la grande sfida è quella di rimettere in funzione, anzi di mettere in funzione i centri per l'impiego e di allacciare un vero rapporto tra domanda e offerta. No? Sì, io ritengo, anche con riferimento a quanto è stato detto prima, che lo Stato non debba creare lavoro nel senso di diventare datore di lavoro, perché non è che può assumere nel pubblico tutti i cittadini, ma deve creare le condizioni perché le imprese e i cittadini possano lavorare serenamente. Attraverso il decreto dignità abbiamo cercato di dare stabilità al contratto di lavoro, favorendo l'assunzione a tempo indeterminato, soprattutto per i giovani, anche quelli al di sotto dei 35 anni, ma il vero obiettivo sarà quello di arrivare ad un contratto incentivato ed è contribuito per le imprese, perché pagano troppe tasse, come è stato detto nel corso di tutta questa serata.
Gli 80 euro sono stati riservati soltanto ai dipendenti, per cui l'effetto di moltiplicazione della spesa pubblica, per cui chi guadagna un pochino di più, mette in moto l'economia, non è stato proprio così forte, è stato comunque limitato. Il reddito di cittadinanza, a mio avviso, va visto come uno strumento di politica attiva del lavoro, perché chi lo percepisce deve comunque attivarsi, deve comunque darsi da fare, partecipare ai lavori socialmente utili oppure attivarsi attraverso i centri dell'impiego per reperire un'occupazione. E proprio per questo i centri per l'impiego, che finora non hanno dato prova di funzionare così bene, devono essere rimessi nella piena operatività e lo Stato deve contribuire a questo, deve vigilare perché funzionino nel migliore dei modi possibili. Fabio Maggio, forse fino ad oggi i costi dei centri per l'impiego erano magari dei soldi non ben investiti. Ma i centri per l'impiego storicamente non sono mai funzionati in Italia e l'Italia oggi ha un grossissimo problema, veniva detto prima, quello di collegare i percorsi formativi dell'istruzione al mercato del lavoro. In Germania è stato fatto in maniera egregia, tanto che oggi le specializzazioni manufatturiere tedesche hanno un grandissimo impatto sull'economia reale tedesca, cioè i percorsi formativi e gli operai tedeschi sono altamente formati e guadagnano molto di più dei loro pari italiani. Ma permettetemi di dire due cose sul reddito di cittadinanza. Due grandi vulnus di questa misura. Uno, stiamo parlando di spese di sussistenza. Come possiamo pensare che con 780 euro una persona faccia quelle spese che invece rilanciano veramente i consumi, che non sono le spese di sussistenza, l'acqua, il pane, il latte, che dovrebbero essere riconosciuti a tutti. La seconda sono i centri per l'impiego. Oggi l'investimento sui centri per l'impiego è di 1 miliardo di euro, ma ci vuole una strategia diversa e credo che non ci sia oggi una strategia per il rilancio dei centri per l'impiego, perché semmai era un'operazione che bisognava fare prima di lanciare il reddito di cittadinanza. Oggi è completamente scomparsa invece da questa manovra e dal programma di governo il taglio del cuneo fiscale, che è quello che opprime davvero i salari delle persone. In Italia il 45% dello stipendio va via in tasse. Quindi cominciamo a guardare alle misure di più semplice attuazione. Tagliamo la spesa improduttiva e scarichiamo i tagli della spesa improduttiva sull'abbattimento del cuneo fiscale per mettere più soldi in tasca alle persone. Questa era la misura da adottare, perché il miglior reddito di cittadinanza è il lavoro. Bisato, cosa dice? È d'accordo con quello che dice Fabio Maggio? L'ho detto anche prima che cioè la sintesi alla fine è che si fanno delle operazioni avendo una previsione di aumento del PIL tutta da stabilire, che già di per sé sono in deficit, quindi le entrate sono minori delle uscite nell'anno e che poi non vanno ad incentivare una ripartenza keynesiana, è stato ricordato prima, cioè fare opere pubbliche, se non in piccola parte. La battaglia dei sindaci per riottenere quanto avevano già avuto con promessa scritta sulle periferie, ne è l'esempio lampante, cioè quelli li avevano tolti perché servivano, bisognava metterli in qualche altro capitolo di spesa. Ma si fa 10 miliardi per dare risposta. Ma quel capitolo di spesa è stato deciso dal governo Gentiloni, però. No, quelli erano già stati decisi e dovevano essere stanziati negli anni successivi. Siccome quest'anno servivano. L'ha deciso il governo precedente. Ho capito, ma con contratti firmati? Perché allora se vale sta regola qua, che uno arriva e stravolge tutto, qua a Padova hanno già fatto gli appalti, ci hanno dovuto rimandare l'appalto di un anno perché non c'erano i soldi. Ma quei soldi sono stati bloccati dalla. È una sentenza, bastava fare un accordino Stato-Regioni che era infatti già fatto e i soldi potevano essere sbloccati. Erano già stati tolti. Il primo ministro a un certo punto ha dovuto impegnarsi pubblicamente di ritrovarli per l'anno successivo e sapete che l'hanno sbloccati in queste ore dicendo ripartite e ve li consideriamo come mutui della Cassa Depositi e Prestiti o comunque a SAL, stati di avanzamento lavoro, ve li riconosceremo nei prossimi anni. Vogliamo tagliare i soldi. Insomma, comunque erano stati tagliati 1,6 miliardi, sì, ma sono stati bloccati non solo dal governo, sono stati bloccati soprattutto dagli organi, adesso non mi ricordo l'organo in particolare. Sì, mancava un passaggio nel Stato-Regioni per sbloccarli, ma bastava c'è fare. l'intenzione di ridarli, non è l'intenzione di bloccare la spesa totale. Allora anche qua intendiamoci, perché tutti ci sentiamo nell'agone politico. In prima istanza erano stati tolti, poi c'è stata un'alzata di scudi per cui a un certo punto si sono trovati davanti al primo ministro che ha riconosciuto
bontà sua, e glielo ammetto come responsabilità positiva di dire, beh, ormai la strada era già talmente percorsa che bisogna rimetterli. Ma il mio era solo un esempio per circostanziare un'altra cosa. 10 miliardi sono dichiaratamente un intervento, non è proattivo per le persone, ma non è, cioè può fare ripartire la spesa interna, questo obiettivamente in qualche misura potrebbe succedere, non certamente su investimenti. Allora, e le pensioni, altrettanto, per lisciare il pelo a 500.000 persone in più, spendiamo 10 miliardi quest'anno e a salire 140 in 10 anni. Allora sono numeri, da casa non si possono capire, cioè o perlomeno uno non riesce ad entrarci dentro tanto e dice: ci sono sti qua della minoranza che rompono, lasciateli lavorare. Bene, lasciamoli lavorare. L'importante è che non succeda che quel terminuccio brutto e spiegato poco dello spread, se va sopra una certa soglia, succede quello che è successo in Grecia, signori. Dalla sera alla mattina 3 signori fuori dal mondo sono venuti a dire che bisognava tagliare gli stipendi del 30%. Sono andati in banca a prendersi i soldini e non gliene hanno più dati, gli hanno tolto la 13ª, hanno ridotto i dipendenti pubblici del 30% dalla sera alla mattina. Cioè, vogliamo la catastrofe o pensiamo che invece sia meglio contenere le promesse da iperuranio, pensando che oltre domani c'è il dopodomani e il postdomani del dopodomani? No, allora, questo è il senso compiuto. La descrizione dell'evento tragico della Grecia non è proprio così. No, non è così. Perché se questa è Europa unita, la Germania non doveva mettere sotto la Grecia in questa maniera, indebitandola fino al collo e poi dicendo ma non paga. Questo è chiaro. Quando i politici che hanno creato quel debito si sono rifugiati in Germania, la Grecia ha chiesto la restituzione di questi personaggi per processarli e li hanno tenuti in Germania, non li hanno resi. Mi scusi, e questi sono i fatti. No, non sono i fatti questi. Mi scusi, perché la Germania ha venduto 200 carri armati alla Grecia? Che cosa se ne fa? No, o 10 sommergibili, si pensa che la Grecia aveva bisogno di 10 sommergibili. Il mercato militare è come qualsiasi altro mercato. No, il mercato militare è voluto dal governo, da un certo tipo di governo, è fatto da un certo tipo di governo che quando prende la mazzetta compra tutte le porcherie di questo mondo perché allora, è l'importante. Se poi così, trovo che quello che ha venduto questi armamenti si rifugia nello Stato che è quello che ha indebitato la Grecia e che poi lo fa affondare, ma questa è Europa unita? Scusate, di tedeschi ne ho conosciuti tanti, ma che abbiano l'idea di fare l'Europa unita ce ne sono gran pochi. A parole sì, ma Europa unita vuol dire che come in una famiglia, se uno sta male gli do una mano, se serve gli do anche uno sculaccione, ma dopo lo faccio funzionare perché fa parte dell'Europa. Non vado là a comprarmi tutto quello che hanno perché me lo sono comprato tutto. Mi scusi, questi sono fatti, non sto dicendo e prima di tutto sono arrivati i cinesi, sono comprati il porto. I cinesi, gli americani, i russi, certo, i tedeschi. Allora, se vogliamo fare l'Europa, proteggiamo l'Europa, né più e né meno. Se la Sicilia va male, gli mandiamo i soldi. Non è che diciamo adesso vai fuori, vago lì, ti bagno tutto, no? Ecco, la stessa cosa vale per l'Europa. Se no questa non è intenzionalmente è una bellissima idea l'Europa, però bisogna vedere come la facciamo, perché bisogna rispettare anche le persone che probabilmente hanno sbagliato, ma guarda caso hanno sbagliato perché sono state corrotte. Vede editore, rispetto in maniera fortissima le sue opinioni che ritengo non è un'opinione, sono fatti. Mi scusi, non sono opinioni, non sto esprimendo un'opinione, sto esprimendo dei fatti. Dopodiché lei mi dice che i sommergibili non sono stati, gli hanno azzerati i debiti. Noi vendiamo armi all'estero, le vendiamo? No, lasci stare, stiamo parlando di Europa in un paese dove corrompendo, è successo anche in Italia,
mi ricordo con la Lockheed, forse lei doveva ancora nascere, bene. ecco, con l'affare Lockheed i tedeschi hanno fatto la stessa cosa con la Grecia, l'hanno indebitata fin sopra i capelli. Che problema c'è? Però se questa è Europa, se invochiamo il concetto di Europa e cominciamo a dire, egregi signori, vediamo cosa sta succedendo. Sta succedendo un'altra cosa, stanno rottamando Euro 1, Euro 2, Euro 3, abbiamo fatto due trasmissioni e probabilmente anche il 4. Ecco. Se questo governo o quelli precedenti si mettono d'accordo, parliamo di minimo 13 milioni di auto che domani mattina non valgono più niente, devo andare, se ho bisogno vado a comprare una macchina nuova, se no non vado in bicicletta, ecco, ci sarà un tempo di programmazione e soprattutto che il governo analizzi quell'Euro 1, Euro 2, Euro 4 se effettivamente hanno quei vantaggi a livello di inquinamento che le case produttrici dicono. Vabbè, e io credo che non sia questo, ma non lo dico a lei, lo sto dicendo all'attuale governo, scusi. Possiamo shakerare qualsiasi termine, lo mettiamo dentro un bel contenitore, mescoliamo tutto e possiamo tirare fuori quello che vogliamo. Sintesi, lei ha fatto una sintesi degli ultimi 100 anni, visto che siamo al 4 di novembre e sono 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, la fine della prima. Se è successa la seconda e se per fortuna poi non è successa un'altra, è che con tutte le distorsioni possibili e immaginabili e con tutte le possibilità di riforma che devono essere messe in atto, c'è un unico vincolo fondamentale, che questi stati europei, i tedeschi cattivi, lo sciovinismo dei francesi, le divisioni degli italiani, il revanchismo degli spagnoli, siamo riusciti a stare insieme con un po' di pace. Per me questo basterebbe e avanzerebbe. Mi scusi. Perché altrimenti, guardi che ci vuole un attimo ad alzare gli steccati, che l'Austria con noi va bene finché stiamo parlando di immigrazione, ma non va più bene quando facciamo debito. La Germania viene a fare le ferie da noi e vede che facciamo le cicale e loro fanno le formichine e quindi poi se la prendono. Noi andiamo in Grecia e diciamo ma questi le tasse non le pagano e sollazzano con le spiagge che hanno. Ognuno di noi potrebbe guardarsi indietro e vedere le cose tantissime che non vanno dagli altri. Per fortuna, dal 45, pur con tutte le difficoltà che c'erano, siamo riusciti a stare assieme in pace e a mandare i nostri giovani in giro per l'Europa. Adesso le guerre sono diverse. È questo. Forse non guerre politiche, ma guerre economiche sì. Scusa, mi vuol spiegare perché gli ultimi 70 anni e passa questa Europa non ha fatto più guerre? Perché erano assieme pur nelle divisioni? No. Perché gli americani ci hanno insegnato a non fare le guerre, poi le fanno per conto loro perché sono bravi anche a fare questo. Mi scusi, non è stata certamente l'Unione Sovietica che ci ha raccontato come non fare le guerre. Ma guardi, io da Putin non voglio farmi insegnare nulla, quindi certamente non vado in Russia a farmi insegnare. Mi pare che la situazione sia abbastanza chiara, non c'è da interpretare nulla. Gli americani hanno imposto un sistema che non era negli anni precedenti che abbiamo avuto il fascismo e prima ancora del fascismo, l'Italia non conosceva questo regime, questo sistema democratico e l'ha imposto per ovvi motivi, ma comunque lo ha imposto e non è merito nostro, non è merito dei tedeschi, perché sono sicuro che avrebbero ricominciato da capo. Stia tranquillo che avendo avuto esperienza, guardi, 1866, 1870, 1814, 1914, 1939, mi scusi, chi è che ha combinato milioni, centinaia di milioni di morti? Non sono stato io né lei, è stata una certa Germania con un disgraziato insegnante di scuole elementari che si chiama Mussolini. Non è che sia cascato da lì per uranio, cioè, è stato votato democraticamente la prima volta, prima di andare in dittatura. Chi, Mussolini? No, in Germania Adolf Hitler è stato votato. Sa con quali denari? Ecco. Vabbè, comunque Ford, se facciamo IBM,
quando un dollaro americano faceva 4 miliardi di Deutschmark. Era facile finanziare un partito di questo genere. Allora, chiudiamo un'ultima battuta anche agli altri ospiti. Allora, Silvia Covolo, stiamo andando verso la Grecia? Ma a mio avviso c'è stata una ricostruzione storica un po' confusa, anche perché 100 anni fa, prima guerra mondiale, la Germania è stata umiliata come ora sta cercando di fare con noi, e poi è scoppiata la seconda guerra mondiale, per cui trovo assurdo che un paese si permetta di bacchettare gli altri o di criticarli per partito preso, come stanno facendo i nostri partner europei con il nostro esecutivo. Eravamo consapevoli che sarebbe arrivato un parere negativo dall'Europa rispetto alla nostra manovra. È una programmazione economica e finanziaria, è una nostra idea di sviluppo, è una nostra idea di crescita, ma chiaramente il Consiglio dei Ministri di domani dimostra che siamo disponibili al dialogo, siamo disponibili a rivedere le cose, proprio come ci ha chiesto oggi il commissario Moscovici. Vedremo. Fabio Maggio. Ma io credo che la situazione non sia delle più rosee, sicuramente. Non è delle più rosee perché non ci sono le misure di cui questo Paese aveva bisogno. Lo hanno detto da più parti tutti, ormai a questa manovra manca solo il niet di Topolino. Voglio solo ricordare, visto che si è parlato di Germania, si è parlato di Europa, che però a dicembre scade un termine importante. La Banca Centrale Europea fino a dicembre ha continuato e continuerà a comprare 20-30 miliardi di euro di titoli di Stato al giorno, un sostegno e un ossigeno fondamentale per il nostro debito pubblico. Da dicembre quel rubinetto si chiude, vedremo cosa succederà, c'è da tremare. Cusumano, lei è più ottimista? Ma io sicuramente vedo all'interno del governo giallo-verde una conformazione che poi sarà quella che avranno anche i governi successivi, sempre se non saremo di nuovo noi, si intende, come governo, perché comunque ormai non si va più verso un partito unico o comunque un'unica coalizione che ha la maggioranza, ma si va, come hanno fatto in Olanda, come hanno fatto in Germania, appunto verso degli accordi. Credo che quello che è stato fatto in questo momento sia epocale, nel senso che non si parla più di alleanze, di accordi, di preaccordi, di ideologia politica, ma si parla di temi concreti. Credo che questo governo stia affrontando una scelta difficile, una forte sfida per l'Italia, ma obiettivamente il governo giallo-verde non poteva permettersi che ci fossero ancora così tante persone vicino e sotto la soglia di povertà, e puntiamo veramente tanto nella formazione per un rilancio industriale. Poi non abbiamo citato comunque tutti gli sgravi fiscali per i nuovi investimenti delle aziende per tutti quelli che esportano all'estero, le aziende che hanno ricevuto finanziamenti pubblici in Italia che non potranno più farlo. Ci sono manovre anche sugli investimenti, sulle nuove assunzioni, per cercare di rilanciare appunto le imprese. Staremo a vedere quello che succede. Grazie ad Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, grazie all'onorevole Silvia Covolo della Lega, grazie a Fabio Maggio di Forza Italia, grazie a Giacomo Cusumano del Movimento 5 Stelle. Ermanno, allora, settimana prossima torniamo a parlare di Venezia la settimana prossima, perché parliamo dell'avamporto, diciamo, di questo progetto di un porto, chiamiamolo offshore o comunque all'altezza del Lido, che potrebbe rappresentare la soluzione per le grandi navi, la questione delle grandi navi fuori dalla laguna. Ci fermiamo qui invece per i telespettatori, grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Venerdì prossimo alle 21:10 TV7 Match. Buonanotte a tutti.